siamo davvero felici e soddisfatti di questa partecipazione di pubblico che coinvolge grandi e piccini. Il Carnevale è la festa che fa divertire i bambini, ma che fa tornare bambini anche gli adulti, e vedere i visi sorpresi dei bambini e degli adulti divertiti al passaggio dei carri mascherati certamente è una cosa che rallegra. I latini dicevano semel in anno licet insanire, una volta all'anno è giusto trasgredire, lasciarsi andare, stravolgere i ruoli e le convenzioni, e quale occasione migliore di quella del Carnevale per farlo, e quindi è molto piacevole vedere la piazza animata, colorata, allegra e divertita come quella di oggi. Con il presidente di Carnevali di Marca abbiamo appena iniziato il Carnevale, ma si può già fare un bilancio di successo? Devo dire proprio di sì. È iniziata la stagione, diciamo, del Carnevale dal 19 di gennaio con Tarso, per poi proseguire con Carbonera, che è stata un'aspettata sorpresa positiva, con un afflusso anche di gente e anche di collaborazione da parte delle associazioni che si sono, diciamo, adoperate per dare una mano diciamo, a completare la sfilata in maniera egregia, e poi anche a Susegana. E oggi abbiamo un trittico, intanto siamo qui a Pieve di Soligo, dove l'afflusso anche delle persone è stato più dello scorso anno. Ho visto persone già prima della chiesa. E poi che dire, poi abbiamo anche a Pieve del Grappa, lo sapete, il neonato comune che è stato appunto si è originato dall'unione di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa, appunto lì, dove abbiamo anche lì degli spettacoli in corso, e Pianzano, dove mi pare appunto siete state poco fa, insomma, lì, mi pare che lì bene, insomma. Quindi allora, siamo appena all'inizio, ancora tanta voglia di festeggiare, tanta voglia di regalare emozioni ad adulti, ma soprattutto ai bambini. Esattamente, non perché allora per noi, diciamo, come ho detto anche in conferenza stampa, il pubblico più giovane dei bambini è al nostro centro dell'attenzione. E infatti abbiamo fatto una piccola sorpresa qui a Pieve di Soligo con lo spettacolo di Max e Giang, appunto, che hanno intrattenuto i bambini qui di fronte al palco. Avanti ancora il calendario lungo fino al 25 di febbraio, martedì grasso, passando appunto per Vittorio Veneto il 23 di febbraio, 25 Conegliano, Treviso e Cornuda.